Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, buon fine aprile. Con la nostra mongolfiera di Radio Nostra stiamo viaggiando in giro per il mondo. Oggi grande puntata come sempre, a parte la modestia. Con me sul cestello c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, bentornato. E con noi da Liegi, Baston Liegi, Omar. Sì. Buona serata a tutti, benvenuti alla nostra nuova puntata. Bene, puntatona. La modestia, abbiamo un sacco di ospiti oggi. La modestia non è una cosa che ci interessa e parleremo anche molto di diritti questa sera. Sì, diritti, musica. Questa oggi 30 aprile è la giornata mondiale del jazz e quindi non potevamo che mettere un po' di musica jazz. Andiamo allora col primo brano, On the Sunny Side of the Street. È la nostra mega grandissima sfavillante City Bandland che canta per noi e suona per noi. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear the beating heart? And that happy tune is your style. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the rain. I'm not afraid. It's a road cross over. Ever since I've been riches of the family, life can be so sweet on the sunny side of the street. So sweet on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. Woo! Eccoci qua nuovamente tornati, Rossella, con la nostra mongolfiera. Ritorniamo a Padova. Con noi c'è Marco Galtarossa. Buonasera Marco, ciao. Buonasera e ciao a tutti e grazie. Buonasera, bentornato.
Solo 2 settimane fa abbiamo parlato con Marco Caltarossa, che è il segretario confederale della CGIL di Padova, di sicurezza sul lavoro, e purtroppo è un tema che ogni giorno diventa più attuale, ma oggi abbiamo con noi Marco per parlare dei referendum che sono appena stati lanciati, 4 referendum sul lavoro. Vero Marco? Sì, allora abbiamo lanciato la campagna, siamo partiti il 25 di aprile, quindi festa anniversario della liberazione, e appunto siamo partiti con la raccolta delle firme per promuovere questi 4 quesiti referendari. Poi i referendum saremo chiamati al voto, insomma, essendo abrogativi, abbiamo bisogno di avere il 50% più 1 dei votanti, presumiamo, insomma, nella primavera del 2025. Sono dei, diciamo, 4 referendum. Noi siamo partiti da un po' di tempo con un percorso di mobilitazioni su tematiche appunto legate alla sicurezza, sul ridare dignità al lavoro e sul aumentare anche la sicurezza della stabilità del mondo del lavoro. E su questo noi ci siamo impegnati e abbiamo individuato appunto questi 4 quesiti, li abbiamo formulati in modo che poi possano essere anche validati in termini di ammissibilità poi come quesito referendario. Allora, 2 riguardano i licenziamenti illegittimi, 1 riguarda la precarietà e un altro riguarda gli appalti. Allora, i primi 2 appunto riguardano i licenziamenti illegittimi. Noi sul primo chiediamo di cancellare quanto previsto dal Jobs Act. L'eliminazione dell'articolo 18 ha comportato poi questa nuova scrittura di questa nuova norma che prevede per le persone assunte dopo il 2015 che ci sia il riconoscimento di un indennizzo economico anche se il licenziamento è illegittimo. Ricordiamo che l'articolo 18 invece obbligava a dimostrare la legittimità, a dimostrare all'impresa la legittimità del licenziamento, cioè ci doveva essere un giustificato motivo, una giusta causa. Oggi invece è superato quel concetto, perché è superato un concetto costituzionale, nel senso che la Costituzione metteva sui due piatti della bilancia, ma non in maniera parallela, ma assolutamente non asimmetrica, il fatto che il lavoratore non aveva lo stesso potere contrattuale dell'impresa. Invece il Jobs Act li mette assolutamente allineati. È come se fossero allineati. Esatto, no, ma infatti il principio di Renzi era proprio questo: non ci sono imprenditori cattivi e quindi il lavoratore non deve temere assolutamente nulla. Tant'è che se c'è un licenziamento, l'impresa fa il licenziamento semplicemente perché ha la necessità di licenziare, insomma, o perché uno non lavora, tra virgolette, oppure perché ci sono dei problemi economici e quindi l'azienda licenzia. E di questo il lavoratore deve prenderne atto. Siccome in Italia poi si trova al lavoro il giorno dopo, ti do un indennizzo di tot mensilità in base all'anzianità di servizio e così noi chiudiamo il rapporto di lavoro, anche se tu magari non hai fatto niente, anche se ti sei solo iscritto al sindacato. Noi vogliamo eliminarla questa norma, vogliamo cancellarla e vogliamo ripristinare la norma precedente, cioè per le aziende sopra i 15 dipendenti la lavoratrice o il lavoratore che viene licenziato deve essere licenziato per giustificato motivo oggettivo, che l'impresa deve dimostrare. Non è il lavoratore che deve dimostrare di essere stato licenziato in maniera illegittima, ok? Tant'è che la lamentela qual era? Che si ricorreva spesso all'articolo 18, ok? È vero che si ricorreva, non spessissimo, ok? Si ricorreva nel momento in cui veniva individuato un licenziamento illegittimo, ok? Quindi è vero che si ricorreva all'articolo 18 e quando si ricorreva all'articolo 18 il lavoratore vinceva, ok? Perché era chiaro che quella persona nel momento in cui il sindacato, l'organizzazione sindacato o un avvocato per esso ricorreva all'articolo 18 vuol dire che aveva individuato l'illegittimità di quel licenziamento.
Quindi non è vero che l'articolo 18 difendeva tutti quanti, ok? Ecco, questo Ecco, hai fatto anche, ecco, bene a ricordare il limite dei 15 dipendenti, cioè l'artigiano che ha 2 dipendenti e per motivi i più vari ha bisogno di disfarsi di uno, lo può fare, no? Con Sì, meno, no. ecco. Certo, sotto i 15 dipendenti non era previsto neanche dallo Statuto dei lavoratori, dalla legge del 70, non era prevista questa, cioè sotto i 15 dipendenti c'era un'altra norma, ok? E quindi non potevi ricorrere, gli artigiani ad esempio non potevano, i lavoratori artigiani non potevano ricorrere all'articolo 18 e quindi lì si individuavano se c'erano veramente le motivazioni oppure insomma si cercava di trovare una transazione. E qui questo è il secondo quesito, dove per le aziende sotto i 15, nelle imprese sotto i 15 dipendenti, noi vogliamo cancellare la norma che prevede diciamo un limite al risarcimento, nel senso che nel momento in cui è sancita l'illegittimità di quel licenziamento, che può avvenire anche per quanto riguarda nell'artigianato, solo che come abbiamo detto prima in questo caso non è prevista la reintegra, perché noi chiediamo la reintegra nel momento in cui è dimostrato che il licenziamento è legittimo, deve essere reintegrata quella persona. Sotto i 15 dipendenti ovviamente noi non chiediamo la reintegra, ma chiediamo appunto che sia riconosciuto un giusto indennizzo nel momento in cui è dimostrata l'illegittimità di quel licenziamento. Quindi si tiene conto anche della capacità dell'impresa e su questo oggi la normativa prevede un massimo di 6 mensilità, noi chiediamo che venga tolta e che sia il giudice a stabilire, perché ovviamente va tenuto conto anche poi della condizione del mondo del mercato del lavoro, della condizione in cui si ritroverà quella persona e quindi è giusto riconoscere il giusto indennizzo e su questo insomma noi crediamo che siano 2 elementi questi per ridare dignità al lavoro e alle lavoratrici e lavoratori. Gli altri 2 quesiti si collegano moltissimo alle tematiche che abbiamo affrontato l'altra sera in termini di salute e sicurezza, nel senso che noi chiediamo di cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine, che oggi abbiamo visto, insomma i dati anche di Veneto Lavoro, poi ne parlano anche i telegiornali sottolineando che sta aumentando l'occupazione. È vero che sta aumentando, ma nessuno parla di che tipo di occupazione. La qualità dell'occupazione sarebbe interessante approfondire come elemento che non è di secondo piano, insomma, anzi noi crediamo che ci siano un numero, insomma, a Padova l'anno scorso, l'ho detto anche l'altra sera, l'86% dei nuovi assunti è stato assunto con contratto a termine o precario. Noi vogliamo l'eliminazione dei contratti precari o quantomeno che venga normato anche all'interno dei contratti nazionali che prevedano delle percentuali minime di possibilità di utilizzo dentro alle imprese di lavoratori precari, di contratti a termine o di part-time involontari. Perché anche questo è uno di quegli elementi che oltre a ridare dignità al lavoro ma dà anche sicurezza alle lavoratrici e lavoratori e noi abbiamo bisogno di questo perché anche la denatalità è legata soprattutto a una mancanza di prospettiva soprattutto nel lavoro. Infatti stavo per chiederti Marco quali sono gli aspetti più negativi diciamo di contratti a termine per cui il contratto a termine nega tutta una serie di diritti. Ok, banalmente il lavoratore o la lavoratrice col contratto a termine non può scioperare, banalmente non può rifiutarsi di fare il lavoro straordinario nel momento in cui gli viene richiesto, ok? E oltre a negargli la libertà, perché un lavoratore o una lavoratrice che si rivolge a una banca con un contratto a termine non gli viene riconosciuto il mutuo, non gli viene riconosciuto il prestito per acquistare una macchina, cioè è veramente limitata e limitato, ok? Quindi noi pensiamo appunto che sia proprio con l'aumento della precarietà siano aumentate le limitazioni, quindi una perdita di libertà per le persone. E poi ricordavi l'altra volta anche il discorso legato alla sicurezza, no? Esattamente, perché è evidente che un'impresa di qualsiasi dimensione
quando ha un lavoratore con un contratto di una settimana, non investe sulla sicurezza. Questo è chiaro. Pensiamo, abbiamo contratti di un giorno, cioè voglio dire, ci sono migliaia di persone che hanno rinnovi contrattuali di una giornata, ok? Quelle persone lì non conoscono, non gli viene neanche spiegato dove vanno a lavorare, perché è una perdita di tempo, nel senso che se tanto ti utilizzo per 8 ore, non c'è bisogno che io ti formi. E quindi, proprio come dicevo prima, questo insieme all'ultimo quesito, che è quello appunto di rendere il sistema degli appalti più sicuro, quindi noi vogliamo che ci sia una responsabilità in solido del committente, ok, nel caso di appalto e subappalto, cosa che invece oggi non esiste, noi vogliamo cancellarla quella norma, e soprattutto perché in questi tipi di imprese, nel senso che lavorano con contratti in appalto e subappalto, noi abbiamo un numero impressionante di infortuni sul lavoro. Perché, come spiegata l'altra volta, è evidente che lì, nel momento in cui io vinco una gara di appalto e la do in subappalto, deve guadagnarci anche l'impresa in subappalto, ed è chiaro che i primi tagli che fa quell'impresa sono in termini di diritti e quindi rispetto al contratto nazionale di lavoro e in termini appunto rispetto delle normative in sicurezza. Quindi noi su questo noi vorremmo e vogliamo e puntiamo a responsabilizzare maggiormente le imprese che poi vincono l'appalto, quindi anche chi concede l'appalto deve avere questa responsabilità, perché molto spesso oggi sono poi imprese anche individuali, abbiamo visto a Firenze quelli che sono morti erano lavoratori con una partita IVA che poi non conoscono neanche le regole di tenuta dell'impresa individuale. Molto spesso vediamo drammi, nel senso che abbiamo lavoratrici e lavoratori a cui vengono obbligati ad aprirsi la partita IVA per poter lavorare all'interno dei cantieri e, non conoscendo le normative della tenuta, diciamo così, amministrativa di una partita IVA, poi si vedono arrivare dall'Agenzia delle Entrate cartelle esattoriali di migliaia di euro, e sono persone che molte volte fanno fatica a capire l'italiano. Certo. Quindi il dramma nel dramma, lo sfruttamento da parte del committente di quel lavoratore che gli fa credere di essere partita IVA, perché quella è l'unica condizione che gli permette di lavorare, e poi si trova anche con una montagna di tasse da pagare. Cioè, come se un muratore fosse un libero professionista che va lì. Esattamente, c'è uno scarico della responsabilità d'impresa, no? Verso l'anello più debole di quella che è la catena del lavoro, insomma, che è il lavoratore, cosa che noi riteniamo, per un paese civile e soprattutto che sta dentro ancora il G7, siano assolutamente delle condizioni inaccettabili, perché appunto dovresti invece garantire dignità al lavoro e garantire qualità e sicurezza alle lavoratrici e lavoratori. Quindi noi con questi 4 referendum puntiamo veramente a un cambio anche di visione del mondo del lavoro. Noi abbiamo presentato una carta dei diritti nel 2015 che non è ancora stata discussa in Parlamento. Quella volta raccogliemmo più di 1 milione di firme a sostegno di quella carta dei diritti, che è una legge di iniziativa popolare, dove c'era parte di questo, ma c'era soprattutto la garanzia di un riconoscimento di diritti a lavoratrici e lavoratori, non solo col contratto a tempo indeterminato, col contratto di lavoro, ma anche al libero professionista, al lavoratore appunto che ha la partita IVA ed è un singolo lavoratore, perché ricordiamo che a queste persone non hanno diritto alla maternità, non hanno le ferie, non hanno la malattia, quindi insomma ci sono condizioni del mondo del lavoro in Italia oggi che non sono più accettabili. Con quella legge lì e soprattutto con questi 4 referendari vogliamo spingere per un cambiamento radicale nella visione del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, ma della parola lavoro in se stesso. Sì, anche un po' di rispetto, no, per i lavoratori. Sì. Ascolta Marco, come si firma? Perché sappiamo che bisogna raccogliere quante firme? Una miliardata di firme? 50? No. No. Noi abbiamo l'obiettivo di raccogliere più di 1 milione di firme, quindi più dell'altra volta, ok? E si può firmare, noi faremo i banchetti tutti i sabati in maniera alternata tra Piazza dei Frutti
della frutta e Prato della Valle. Partiamo questo sabato. Parliamo di Questo qua Padova. per quanto riguarda Padova. Sì, Noi sì, siamo sì. internazionali, quindi diciamo Allora, che poi in giro per l'Italia va ci bene. saranno i banchetti. Io credo che le CGIL in tutta Italia sicuramente, anzi tolgo il credo, sicuramente organizzeranno banchetti e raccolta firme, poi lo spiegheranno nei propri siti, insomma. E c'è questa possibilità appunto di rivolgersi direttamente con il voto cartaceo, diciamo così, ma c'è anche una modalità molto più innovativa che è quella appunto via web, con lo SPID o con la carta elettronica dove bisogna avere il PIN. In questo caso basta entrare nel sito della CGIL nazionale, ma anche in quella di Padova. Abbiamo messo appunto il link che ti collega alla CGIL nazionale e puoi votare direttamente online senza appunto dover recarsi, diciamo, al banchetto. Lì c'è un'autocertificazione dell'elettore che va appunto a votare i 4 referendum, può scegliere se votarli tutti e 4 oppure se vuole escluderne qualcuno, ed è molto più veloce, insomma, è molto più spiccia, e questa cosa qui velocizza anche, diciamo così, la certificazione. La certificazione, no, perché qui si entra con lo SPID, quindi è già... Esattamente, tu certifichi la tua identità attraverso lo SPID o con la carta elettronica, insomma con il PIN. Quindi ci sono queste due modalità e noi abbiamo appunto l'obiettivo di superare di gran lunga il 1.100.000 firme che l'altra volta furono certificate. E si può votare fino a firmare, scusa, fino a quando? Allora, la normativa prevede 90 giorni. Quindi noi potremo arrivare fino a fine luglio. Ma noi vogliamo essere sicuri e quindi diciamo entro fine giugno. Esattamente, no, noi ci siamo programmati fino alla metà di aprile, alla metà, scusate, di luglio, un po' prima, perché poi quando una volta raccolta la firma c'è tutta un'attività burocratica, chiamiamola di back office, che necessita veramente molto tempo, nel senso che noi dobbiamo richiedere ai comuni il certificato elettorale della persona che ha sottoscritto via in maniera cartacea, e quindi dobbiamo aspettare che arrivi. Nel momento in cui è arrivato noi possiamo spedirlo al nazionale, che poi presenterà appunto tutte quante le firme con tutta la documentazione. Porterà gli scatoloni famosi, va bene. Esattamente, porteremo gli scatoloni e insomma speriamo che siano tante firme, veramente, perché abbiamo bisogno di far capire al governo e alla politica tutta che gli italiani sono stanchi di avere, diciamo così, un modello di sviluppo tarato tutto sullo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, con una svalorizzazione del mondo del lavoro che negli ultimi 20 anni ha caratterizzato la politica italiana, insomma, ecco. E quindi noi vogliamo assolutamente che questo venga vissuto dalla politica come una nuova spinta dal basso verso il cambiamento. Va bene, grazie mille Marco, credo che la spiegazione e l'illustrazione sia stata esauriente, però ci sono tantissimi materiali sicuramente in rete, anche se i giornali fanno un po' di censura per il momento, ma i materiali ci sono lo stesso, quindi diffondiamo la voce e cerchiamo di ridare dignità e rimettere il lavoro, insomma, al posto che gli compete, e soprattutto i lavoratori e le lavoratrici. Esatto. Grazie mille Marco. Grazie a voi dello spazio e alle prossime. Certo. Grazie, a presto, un abbraccio, grazie. Ciao. Ciao. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute all. I never thought through love would be
but isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty, truly the angel's best? Boy, I'm so happy we have been heaven blessed. I can't believe what God has done through his given life to one. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is a issue, the meaning of her name. Lord, if it could have not been done without you to conceal the one that's so very lovely, made from love. Bene, CT Bandland su Radio Nostra per la giornata mondiale del jazz. Passiamo da Padova, andiamo a Zurigo. Rossella, chi abbiamo con noi? Riprendiamo a bordo un amico della radio, Maurizio Nappa. Buonasera Maurizio. Buonasera a tutti, buonasera Rossella. Bentornato. Grazie. Ma questa sera non è in veste di lettore forte, come lo definiamo, e quindi non è qui con un libro, ma è qui per continuare il discorso sulla sicurezza che avevamo cominciato un paio di settimane fa con Marco Caltarossa, e abbiamo anche ripreso prima un po' parlando dei referendum che sono appena stati lanciati. Ma siccome Maurizio si occupa di sicurezza per professione, e anche abbiamo capito, insomma, con un ruolo abbastanza importante, quindi abbiamo pensato di intervistarlo in questa veste questa sera. Quindi cambiamo un po' il vestito di Maurizio. Volentieri, indosso il vestito che indosso tutti i giorni, quindi va benissimo, grazie. Sì, io mi occupo di sicurezza sul lavoro nell'industria chimica, perché io sono un chimico dal punto di vista dell'istruzione, e quindi lavoro nell'industria chimica da 25 anni nel campo della sicurezza sul lavoro. Quindi grazie per questa opportunità. L'altra volta avevo ascoltato con molto interesse l'intervento del sindacalista sui discorsi della sicurezza, e quindi mi fa piacere portare anche un po' la mia testimonianza, senza chiaramente entrare troppo nel dettaglio, senza diventare troppo noiosi. Però ecco, mi piacerebbe un po' raccontare di quanto la sicurezza sia un valore e di quanto dobbiamo tutti noi sforzarci di aumentare la cultura della sicurezza. Ecco, e allora sicuramente è un valore. Purtroppo almeno in Italia, non solo gli incidenti sul lavoro non sono diminuiti, ma sono aumentati. E siamo nella media di 3 al giorno, 3 morti, non 3 incidenti, 3 persone che muoiono lavorando. E poi ci sono appunto le persone che si ammalano. Sentivo ieri dei numeri terribili, per esempio sull'amianto, quindi anche le malattie professionali.
Ecco, quindi Maurizio, come si fa a... allora, l'altra volta quando abbiamo parlato, sia tu che Marco Caltarossa avete detto, ma l'industria chimica per certi aspetti è più avanti proprio perché ha avuto un problema gigantesco, no? Sì, l'industria chimica è più avanti perché abbiamo fatto esperienza nel 76 di incidenti seri, quelli che oggi si chiamano incidenti rilevanti. Mi riferisco all'evento di Seveso. Era il luglio del 76, era una domenica, c'era una reazione. Ai tempi le leggi erano diverse, quindi non si lavorava nel weekend, allora si fermavano le attività il sabato mattina per riprenderle poi il lunedì mattina. Era rimasta una miscela in uno dei reattori dell'industria, l'industria era l'ICMESA, e sotto, insomma, controllo di temperatura, pressione. Non era stata valutata una reazione collaterale che andò avanti durante quel weekend. Questa reazione collaterale comportò aumento di temperatura, aumento di pressione, comportò quindi per motivi di sicurezza l'apertura della valvola di sicurezza e ci fu questa nube di qualche tonnellata di prodotto che conteneva 6 kg di diossina, che furono sufficienti ad inquinare tutta la zona. La cosa particolare fu che fino a quei tempi la legislazione europea, e non solo italiana, era basata sul concetto di comando e controllo. Quindi io autorità, ti dico cosa devi fare e poi vengo a controllare che tu l'abbia fatto. Quell'evento mostrò al mondo, all'Europa almeno, mostrò il fatto che il comando e controllo nei discorsi di sicurezza non è sufficiente. Non è sufficiente perché, insomma, l'azienda non aveva violato particolari regole di sicurezza, aveva rispettato gli orari di lavoro, aveva eseguito ciò che le regole di allora dicevano, eppure un evento catastrofico era avvenuto. Era avvenuto perché? Perché nella reazione principale, che era quella che si doveva svolgere, tenendo i reagenti per così tanto tempo sotto, diciamo, mescolati insieme, si veniva a formare una reazione secondaria che non era stata valutata. Da lì poi di incidenti nel mondo ce ne sono stati altri. Pensiamo a Chernobyl nell'86, quindi 10 anni dopo Seveso, ma ci fu anche, sempre nell'86 ci fu Basilea, qui in Svizzera, quindi con l'inquinamento del Reno. E insomma, dalla fine degli anni 70 ci si rese conto che il concetto di comando e controllo non era più sufficiente, ma bisognava cambiare approccio, bisognava chiedere alle aziende di identificare i propri pericoli, valutare i rischi e fare poi un piano di miglioramento. Quindi questo è un po', lo sto semplificando molto, quindi sto facendo un discorso molto così, molto semplificato. Se mi ascolta qualcuno dei colleghi pensa che io, insomma, stia banalizzando un po'. La mia intenzione non è quella di banalizzare, ma è quella di cercare di spiegare. Di aiutare noi che non sappiamo niente di industria chimica o di industria in generale e sappiamo anche poco di sicurezza sul lavoro. Ma in realtà, infatti, volevo arrivare a questo. Non è proprio dell'industria chimica l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, è quello che facciamo tutti i giorni. Io dico di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, quindi poi mitigazione dei rischi, riduzione dei rischi. Però spesso rischio e pericolo vengono considerati come sinonimi. E se si prendono alcuni dizionari, questo per esempio mi è capitato con l'Oxford Dictionary, quindi hazard e risk risultano la stessa cosa. In sicurezza non è così. Il pericolo è in qualche modo la natura di una sostanza, la natura di un materiale. Faccio un esempio: un tavolo quadrato, un tavolo rettangolare ha 4 spigoli, per definizione, perché è quadrato, perché è rettangolare. Oppure l'ammoniaca è corrosiva. Questa è la natura delle sostanze che abbiamo presentato, il tavolo, l'ammoniaca. È così. Non si può avere un'ammoniaca non corrosiva, non si può avere un tavolo rettangolare senza spigoli.
Il rischio è la probabilità che questo pericolo, che questa natura, quindi gli spigoli del tavolo o la corrosività dell'ammoniaca, mi facciano male, mi possano provocare un danno. Quindi per questo quello che si fa quando si parla di sicurezza è identificare i pericoli e poi valutare i rischi, ridurre i rischi. Ora io il pericolo non posso ridurlo, posso semplicemente eliminarlo, posso sostituire l'ammoniaca con un prodotto non corrosivo, posso cambiare il tavolo rettangolare con un tavolo tondo e così non avrò spigoli. Ma sul pericolo io posso fare solo questo, cambiare, sostituire. È il rischio che noi dobbiamo valutare, che dobbiamo mitigare, che dobbiamo ridurre. Quindi, ok, ho l'ammoniaca, è corrosiva, cosa faccio quando devo usare l'ammoniaca? Allora indosserò i guanti in maniera tale che se mi schizza l'ammoniaca sulle mani non mi corroda la pelle, oppure indosserò gli occhiali di sicurezza affinché i miei occhi siano protetti. Diluirò l'ammoniaca in acqua per avere una concentrazione minore in modo da avere effetti meno gravi. Lo stesso, insomma, con qualsiasi altro tipo di sostanza, con qualsiasi altro tipo di materiale. Questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. La mattina stiamo uscendo, guardiamo che tempo fa fuori, ok, dobbiamo portare l'ombrello per proteggerci dal rischio di pioggia, dobbiamo indossare l'impermeabile, oppure che tipo di scarpe indosseremo? Se piove si scivola, è bagnato. Di fatto noi facciamo questo, quindi noi nella nostra vita, in qualsiasi cosa noi facciamo, non facciamo altro che identificare i pericoli e valutare i rischi, mitigare i rischi. Quindi questo è quello che si fa nel campo della sicurezza sul lavoro. Chiaramente non lo si fa da soli, lo si fa con i colleghi, lo si fa lavorando insieme, è un lavoro di gruppo, ma uno dei punti chiave del discorso sicurezza sul lavoro è che vogliamo tornare a casa la sera nelle stesse condizioni in cui siamo andati a lavorare la mattina. Cioè, teniamo presente che qualsiasi infortunio, prima parlavi di morti sul lavoro o di infortuni gravi, qualsiasi infortunio è evitabile. Possiamo prevenire tutti gli infortuni. Tutti sono preevitabili. Sì. Tutti. Quindi il nostro obiettivo deve essere questo, il nostro obiettivo deve essere quello di capire il mondo che ci circonda, insomma l'ambiente di lavoro che ci circonda o comunque anche a casa, perché ricordiamo che la maggior parte degli incidenti, le statistiche sono chiare, avvengono in casa. Quindi insomma noi ci concentriamo giustamente sulla sicurezza sul lavoro, sia perché è il nostro mestiere, sia perché insomma la sicurezza sul lavoro è un diritto, ma molto spesso ci facciamo male a casa, perché magari non usiamo le stesse precauzioni che useremmo al lavoro. Quindi, ascolta Maurizio, nel valutare quali sono le misure che si possono prendere, quali possono essere le cose più pericolose, c'è un ruolo importante che svolgono anche quelli che lavorano, non quelli addetti alla sicurezza, quelli che però sono a contatto quotidianamente con certe macchine o con certe sostanze o con certe procedure, non so. Certo, assolutamente. Quindi quando parlavo di valutazione dei rischi e poi di mitigazione, questo è un lavoro di gruppo. Il responsabile della sicurezza, che poi si chiama responsabile, in Italia si chiama responsabile del servizio prevenzione e protezione, poi vediamo perché magari, è quello che facilita, che coordina questo tipo di valutazioni, ma lo deve fare con i responsabili delle altre funzioni e con le persone che lavorano in campo. Non è un lavoro fatto da solo, non può essere un lavoro fatto da qualcuno in un ufficio, deve essere un qualcosa che viene fatto tutti insieme, si svolge tutti insieme. Bisogna osservare, bisogna andare in campo e osservare come i colleghi lavorano, cercare di ascoltarli prima di tutto, cercare di capire come fanno le cose, perché le fanno e da lì poi si mettono in piedi delle procedure oppure si cambiano le procedure, perché insomma le procedure
poi non sono scritte sulla pietra, vanno riviste, vanno cambiate, le persone vanno ascoltate, si cerca di capire che difficoltà ci sono per svolgere quei determinati compiti, se si può fare in maniera diversa, come si può fare in maniera diversa, si coinvolgono degli esperti, insomma, perché non è che poi sappiamo tutto. Il responsabile della sicurezza ha il ruolo deve essere molto versatile e deve puntare su due fattori, quello della valutazione sicuramente, ma anche quello della formazione, perché la cultura della sicurezza migliora con la consapevolezza. Insomma, nessuno vuole tornare a casa con un, non so, con un braccio fratturato, con un dito rotto, con quello, insomma, quello che vogliamo. Di conseguenza, se le persone sono consapevoli di quello che stanno facendo, a quel punto lavoreranno nella maniera opportuna. Ecco, Maurizio, appunto proprio sulla consapevolezza, ma quanto è recepita questa consapevolezza da parte dei lavoratori? Ma guarda, è un viaggio continuo, la sicurezza è un viaggio continuo che comincia ogni giorno e poi riprende il giorno dopo, e quindi come la ottieni la consapevolezza? Parlando, comunicando, formando. E questo nell'industria chimica c'è, sempre perché, come abbiamo detto prima, abbiamo cominciato con degli incidenti gravi e poi perché, come del resto nell'industria aeronautica, sappiamo che se ci sono degli incidenti le conseguenze possono essere gravi. C'è un po' meno consapevolezza, un po' meno cultura negli altri tipi di industrie, poi vabbè ce ne sono alcuni dove la cultura tende a zero, proprio perché manca questa parte di formazione, manca questa parte di sensibilizzazione. Quindi sì, è un continuo, noi formiamo e riformiamo e ripetiamo gli stessi training e li facciamo in maniera diversa e proviamo nuove tecniche e facciamo formazione in campo, facciamo formazione in aula, si cerca. Poi per esempio nello specifico io lavoro molto su quelli che si chiamano i quasi incidenti, i near miss, e li tratto come se fossero degli incidenti veri, come se fossero degli infortuni veri, perché più riesco a lavorare su cose che non sono accadute, meno lavorerò su cose accadute. Però ovviamente questo è uno dei vantaggi dell'industria chimica e poi di lavorare presso una multinazionale. L'altra cosa che noi facciamo... Ecco, questa cosa ti volevo infatti chiedere. Sì. C'è una differenza fra l'attenzione alla sicurezza nelle grandi industrie, nelle grandi aziende e, a tuo avviso, insomma, in aziende più piccole o aziende artigianali? Prima il Marco Caltarossa, il sindacalista che presentava il referendum, così ci diceva che in certi ambiti ci sono imprese individuali, ci sono operai che però vengono assunti, ma non sono assunti nel senso che hanno la partita IVA e risultano come liberi professionisti, e quindi lì chiaramente le tutele sono molto più basse, insomma, no? Sì, chiaramente le grandi aziende hanno capito prima che la sicurezza è un investimento, che più si investe meno si pagheranno le conseguenze anche a livello proprio economico, perché insomma gli infortuni costano. Quindi al di là di tutto, al di là dei valori, noi qua stiamo parlando di valori, però ovviamente hanno anche un costo economico, un costo monetario. Questo le aziende lo hanno, le grandi aziende lo hanno capito chiaramente prima, hanno più mezzi. E, insomma, alla fine io ti dicevo prima la mitigazione del rischio, la riduzione del rischio, no? Bisogna arrivare a un rischio, a quello che si chiama il rischio accettabile. Cosa accetto io come azienda? Le grandi aziende non accettano gli infortuni, un qualsiasi infortunio, anche che sia senza perdita di giorni di lavoro, non è accettato nelle grandi aziende. Le aziende più piccole, quelle che fanno più fatica con la gestione del budget, magari accettano l'idea che l'infortunio possa avvenire purché non sia molto grave. E quindi lì vedi un po' di differenza. E spesso poi, se parliamo di ditte individuali o comunque di aziende veramente piccole, molto spesso la consapevolezza manca già dal datore di lavoro. Quindi non c'è tanto dolo, ma c'è un'ignoranza, c'è una mancata, come dire, conoscenza o competenza di certi argomenti. Certo.
Prima per esempio ci diceva Marco che ci sono persone che lavorano nell'edilizia con la partita IVA non sanno neanche di essere dei liberi professionisti, quindi poi gli arrivano anche le mazzate dall'Agenzia delle Entrate e quindi naturalmente in questo caso anche la sicurezza probabilmente viene molto in secondo piano, insomma, no? Quindi Sì, viene spesso vista come un ostacolo. O devo mettere l'elmetto, perché mettiamo l'elmetto? Perché può cadere un oggetto dall'alto e può caderti in testa. O devo mettere i guanti, ma io non lavoro bene. Sì, ma lo si fa per proteggere le tue mani, eccetera, eccetera. Quindi sì, quando manca la consapevolezza, chiaramente è più facile, il rischio aumenta ed è più facile cadere vittima di infortuni o comunque di incidenti. Diciamo che è un lavoro mai noioso. Io lo svolgo da 25 anni, lo svolgo a diversi livelli. Avevo cominciato come quello che adesso si chiama addetto del servizio prevenzione e protezione, poi sono diventato responsabile, poi ho avuto la responsabilità di più di un sito, poi insomma e così via. Però ecco, non mi sono mai annoiato, non ho mai avuto il piacere di annoiarmi, non so cosa sia la noia e soprattutto ecco, ogni giorno è diverso. Ogni giorno è diverso perché ci sono delle problematiche che possono venire fuori durante un'attività produttiva oppure, non lo so, durante anche un lavoro di ufficio che magari non sono state considerate o che sono diverse da quello che abbiamo considerato, oppure bisogna mettere in atto una nuova produzione e quindi vanno studiate non so, le sostanze che verranno utilizzate, va studiato il processo, quali saranno i parametri che utilizzeremo, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è un lavoro in cui non ci si annoia. Chiaramente ho il privilegio di farlo in un'azienda che investe nella sicurezza, quindi io so che quello che dico viene ascoltato, perché l'altro problema è anche questo, ci sono dei colleghi che fanno il mio stesso lavoro in aziende piccoline dove gli si dice, vabbè, non esagerare, ecco, non possiamo fare tutto quello che tu vuoi. Quindi insomma, ecco, io lo vedo come uno dei mestieri più belli che possa capitare, anche se onestamente non ho mai sentito qualcuno che vuole diventare responsabile della sicurezza. Maurizio, ho una domanda. Quanto la burocrazia invece incide negativamente nella sicurezza, quindi nell'azienda, quindi a livello anche sociale? Ma è un po' difficile da rispondere a questa domanda. La domanda è ottima, la risposta probabilmente no. E allora, la burocrazia in parte è necessaria, non possiamo farne a meno. Il documento di valutazione dei rischi deve esistere. Ci deve essere qualcuno che valuta che identifichi tutti i pericoli presenti in azienda e prepari una valutazione dei rischi. Se però resta lì, se diventa soltanto un documento da mostrare alle autorità in caso di ispezione, non serve assolutamente a niente. La valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi deve essere un documento dinamico che va aggiornato sempre, ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, che può essere la nuova produzione, può essere un evento, può essere anche un piccolo infortunio, anche un taglietto al dito col taglierino che abbiamo sulla scrivania. E allora se lo si vive così, la burocrazia aiuta perché insomma ci permette di sistematizzare tutta una serie di attività. Se la si vive come, ok, dobbiamo farla, dobbiamo produrre questi documenti perché ce lo chiede la legge e allora li mettiamo lì, nel caso arrivi l'ispettore del lavoro, noi mostriamo il nostro documento di valutazione dei rischi. Io mi sono trovato in situazioni in cui il direttore di sito non conosceva il suo documento di valutazione dei rischi. Allora in quel caso è assolutamente inutile. Quindi la burocrazia non è più uno strumento che aiuta la consapevolezza, ma diventa carta straccia, diventa insomma non voglio dire un ostacolo, ma è assolutamente inutile. Poi certo, si potrebbe anche pensare e questo io lavoro, come sapete, in diversi paesi, quindi l'Italia, in realtà a livello di leggi, l'Italia è al top, il problema poi è l'applicazione delle leggi, ma ecco, non voglio fare troppi paragoni. È anche il controllo il problema in Italia, no?
Sì, sì, infatti per quello ti dicevo l'applicazione proprio nel senso non solo di come si implementano le regole, ma anche dell'efficacia delle regole stesse. Quindi il controllo fa parte insomma, di un buon sistema di gestione della sicurezza. Poi sai, le aziende grandi hanno controlli interni, noi siamo controllati regolarmente da colleghi, quindi quando abbiamo i controlli delle autorità, io ti posso dire che di solito io tremo di meno con le autorità che non con i miei colleghi, però come al solito siamo un'azienda grande, siamo una multinazionale chimica, quindi chiaramente questo fa parte un po' del nostro modo di lavorare. E quindi sì, è un po', ecco, è un po' questo. Quello che si potrebbe fare, si potrebbe pensare a delle valutazioni dei rischi più semplificate, parlo di documenti, dato che mi chiedevi della burocrazia, potrebbero essere un po' diverse a seconda come dire, dei tipi di azienda. Questa potrebbe essere un'idea. La burocrazia potrebbe essere semplificata, però non condanniamola a priori, perché è quella che dà la possibilità di fare tutte queste valutazioni. Grazie mille Maurizio. Avevo anche altre domande sul medico del lavoro, ma le facciamo la prossima volta. Va bene. No, invece Maurizio, volevo chiederti, almeno visto nella mia azienda, gran parte degli incidenti arrivano sempre verso la fine del turno, quando sei più stanco, no? E quindi sei più debole e non valuti bene il rischio, no? E non so nella tua azienda, ma cioè, è difficile trovare però dopo un compromesso, una soluzione su questo tipo, su questo aspetto, insomma, anche perché la tua forza lavoro, insomma, diventa debole e quindi là, pum, c'è il problema dell'incidente. Non so, un'idea sarebbe quella di lavorare meno. Certo, questo E lo lavorare auspichiamo. tutti. Esatto, questo lo auspichiamo assolutamente, però sì, hai detto una cosa molto vera. E io adesso gli ultimi dati statistici dell'Italia non li conosco, però ne conosco altri. Vi posso dire che il giorno della settimana in cui avvengono più infortuni è il venerdì e non il lunedì, quando si è ritornati riposati dal weekend, per quelli che lavorano, diciamo, dal lunedì al venerdì. Ovviamente poi ci sono i colleghi in turno, quindi il discorso non vale. E sì, le ore della giornata in cui avvengono più infortuni sono le ore verso la fine della giornata lavorativa e non all'inizio. Sì, c'è anche uno dei fattori da valutare, anche quello dell'affaticamento, quello dello stress. Chiaramente stress lavoro correlato, perché non possiamo incidere in alcun modo sugli stress personali, e lì sì, si cerca di lavorare per esempio sulle turnazioni, si cerca di lavorare sui giorni di riposo, sull'intervallo giorni di riposo, giorni lavorativi, si cerca di lavorare, per esempio chi lavora a turno non si cerca di fare poco, tutta una serie di notti l'una dopo l'altra, ma si cerca di cominciare con 2 giorni di primo turno, quindi il turno di mattina, 2 di pomeriggio e poi 2 di turno notturno. Si lavora dal punto di vista organizzativo per cercare di ridurre questi rischi qua. Quindi sì, anche questi sono rischi presenti e sono rischi che vanno valutati e si cerca di mitigarli con le forze che ci sono. E su un'azienda, quanto sono allineati, diciamo, i vari reparti, le varie parti gestionali, diciamo, di una grande azienda? Che ne so, magari il direttore di un reparto non considera o considera meno l'incidente, il rischio, mentre il lavoratore è più consapevole, però non riesce a farlo capire o a farlo mostrare cioè su un'azienda ci sono vari direttori, no? Varie competenze, e però non sempre le competenze dei vari responsabili vanno ad allinearsi sulla sicurezza del lavoro. Non so se mi sono reso... La domanda è chiara, questo dipende dalla cultura aziendale, dipende dal direttore ad andare in giù.
Quindi, per esempio, nella nostra azienda i lavoratori sanno che se vedono una situazione di rischio, si devono fermare, devono chiamare il loro responsabile, che può essere il capoturno, il responsabile di produzione, il responsabile della sicurezza, si va a scalare, si ferma l'attività, si valuta insieme e poi si vede come proseguire. Nella nostra azienda non è reato fermarsi, non è reato alzare la mano e dire è troppo rischioso. Questo però perché dall'alto noi siamo, come dire, siamo protetti se facciamo questo, nel senso che un atteggiamento del genere viene apprezzato. E ti assicuro che abbiamo pochissimi casi in cui questo avviene, perché avendo valutato e rivalutato e continuato a rivalutare, ovviamente come dire, le situazioni di rischio diminuiscono. E se l'azienda non ha questa cultura, sì, c'è anche il problema della paura di segnalare un qualche cosa, oppure se anche lo si segnala c'è il rischio di non essere ascoltati. E ovviamente l'esempio parte dall'alto, quindi non possiamo pensare che le cose, insomma, cambino così. Va bene. Volevo chiederti anche, scusa, visto che tu viaggi, giri, vai a vedere le varie aziende in più, le varie aziende sono sempre del vostro settore, della vostra multinazionale, però la consapevolezza, dicevi, nelle varie nazioni com'è presente? È più difficile, che ne so, nei paesi dell'est, nei paesi dell'ovest, non ti sentiamo. Microfono. Si deve essere chiuso il microfono, scusate. Sì, allora precisiamo un po' cosa faccio. Io ho la responsabilità diretta su alcuni paesi, quindi gli stabilimenti dei paesi sotto la mia responsabilità ricevono le mie visite per assicurarmi che stiano implementando gli standard come noi vogliamo e anche per aiutarli nella formazione. Quando vado invece in paesi che non sono sotto la mia responsabilità, io lì vado a fare i controlli di fatto a come i colleghi hanno implementato quegli stessi standard. Quindi diciamo che ho un doppio ruolo, quello di auditor quando sono in paesi che non sotto la mia responsabilità, e quello di responsabile, quindi di colui che deve implementare bene le cose quando parliamo dei miei paesi. Attualmente i paesi sono l'Italia, la Svizzera, l'Est Europa, Russia e Ucraina e il Nord Africa. Ho fatto in precedenza tutto il Medio Oriente e l'Africa, quindi insomma ho viaggiato parecchio. E io trovo, allora, è molto più facile lavorare con persone dell'Africa e del Medio Oriente, perché sono un po' più indietro a livello industriale, loro sanno di non sapere abbastanza e quindi allora quindi si fidano più della tua... Ascoltano molto di più. Si deve lottare di meno che non in Italia e in Svizzera, dove chiaramente c'è una cultura, parliamo chiaramente dell'industria chimica, una cultura aziendale più consolidata e quindi c'è quell'atteggiamento di dire io le cose le so già. C'è questo. Un'altra differenza è se il sito è nato come nostro, quindi lo abbiamo costruito noi e quindi è partito con i nostri programmi di formazione, con l'implementazione dei nostri standard, o se il sito l'abbiamo acquistato da qualcun altro. Quindi lì si tratta di aiutarli a cambiare modo di lavorare senza cercare ovviamente di offenderli troppo, di non farli sentire inferiori, perché ovviamente non sono inferiori ma lavoravano diversamente, quindi bisogna cercare un po' di portarli verso la nostra cultura aziendale, questo chiaramente con il tempo. E questo secondo caso è indipendente dalla nazione. È lo stesso se acquistiamo uno stabilimento in Italia, in Svizzera, in Russia o dove. Va bene, Maurizio, grazie per questa esposizione della sicurezza sul lavoro che lo vediamo, diventa importante giorno dopo giorno. Grazie a voi, non è facile parlarne, quindi grazie per questa opportunità. Bene. Grazie mille. Alla prossima, tornando con la tua veste di lettore forte. Che è molto più sicuro, penso.
Decisamente, decisamente. E si fanno anche domande meno difficili da rispondere. Quindi, grazie. Bene, grazie mille, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, CT Bandland, giornata mondiale del jazz, è qui con noi e andiamo oltreoceano, troviamo Alice. Ciao Alice. Ciao a tutti. Buonasera, abbiamo svolazzato tutto l'oceano e anche tutti gli Stati Uniti, siamo arrivati alla costa ovest perché abbiamo con noi la professoressa Alice Rizzardo, che di solito è a Liverpool, ma noi le abbiamo chiesto di andare velocemente a Berkeley per indagare, per raccontarci che cosa succede in questa università molto famosa già dalle proteste del 68 e insomma Alice ci ha anche mandato delle foto con le tende, con gli accampamenti e anche in Italia si parla in questi giorni insomma di quello che succede all'università con toni diversi naturalmente. Allora, benvenuta a bordo intanto. Grazie. Allora, in realtà le cose sono partite non da Berkeley, ma dalla Columbia, che tra l'altro mi è particolarmente cara perché è l'università dove ho fatto il dottorato. Ed il tutto è iniziato un paio di settimane fa, quando un gruppo di studenti ha creato un accampamento di tende nel campus per protestare contro la situazione di Gaza, in particolare chiedendo che l'università rescindesse tutti i legami finanziari con Israele o con società che collaborano con Israele. E la reazione della Columbia è stata molto severa. La Columbia dopo pochissimo ha chiamato la polizia e li ha fatti sgomberare e questo vorrei sottolineare che questo è un passo molto grave perché normalmente le università americane hanno la propria forza di polizia che è indipendente dalle forze di polizia della città. Quindi la Columbia ha la sua forza di polizia che si occupa di problemi sul campus e quindi chiamare la polizia invece di New York per sgomberare questo accampamento è stata una mossa molto, molto seria e ha ricevuto moltissima pubblicità e in un brevissimo tempo si sono aggiunte molte altre università a questa protesta, come MIT, Princeton, University of Pennsylvania, University of Texas at Austin,
e anche Berkeley. Comunque dozzine di università adesso in questo momento stanno partecipando, tra cui qui a Berkeley. Qui a Berkeley la situazione in realtà è molto diversa, perché l'amministrazione dell'università sta prendendo un approccio completamente diverso a quello della Columbia. A Columbia sono successe tantissime cose, l'accampamento è stato sgomberato più volte dalla polizia di New York, e ieri gli studenti... Ah no, aspetta, prima la Columbia ha minacciato gli studenti che li avrebbe sospesi se non avessero sgomberato l'accampamento. In tutta risposta gli studenti hanno occupato un edificio sul campus, l'edificio dell'amministrazione, e da oggi Columbia ha proprio chiuso il campus, cioè nessuno può più entrare tranne gli studenti che vivono proprio sul campus e gli impiegati che hanno dei ruoli cruciali, tipo quelli che per esempio lavorano nella mensa. Invece qui a Berkeley la situazione è molto diversa, perché la polizia non è stata chiamata, l'amministrazione ha questa politica di lasciar fare ma neanche non rispondere alle richieste degli studenti. Però stanno lì con le loro tende. Stanno lì ed è una protesta che sta crescendo, perché sono stata la settimana scorsa, c'erano credo una quarantina di tende, e poi ieri, quando sono tornata, non solo c'erano più tende, credo circa forse una sessantina, ma c'era un cartello che diceva non accogliamo più persone nuove, perché prima si devono riorganizzare, non so se forse perché hanno un po' consumato tutto lo spazio, non so se forse vogliono risistemare le tende in modo da creare ancora più spazio per tende nuove, quindi ieri non accettavano nuove persone. Nuovi protestanti. Ma e che cosa chiedono questi studenti con queste proteste così? Allora, la richiesta principale è, come ho detto prima, il disinvestimento da società con legami con Israele. Vi ho mandato ieri il volantino con le richieste di Berkeley, che sono prima di tutto che l'università condanni il genocidio a Gaza, il disinvestimento secondo la campagna BDS, che sarebbe Boycott, Divest and Sanction, quindi boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, un boicottaggio accademico, cioè delle università israeliane, e questa è una domanda insomma, pesante, perché tradizionalmente le università sono sempre state viste come un posto più di dialogo. E l'ultima domanda è di smettere la repressione e di proteggere la sicurezza degli studenti palestinesi e di creare un programma di studi palestinesi. A Columbia le richieste sono simili, cioè comunque il disinvestimento è la cosa principale. A questo punto un'altra delle cose che stanno chiedendo è che non ci siano ripercussioni per gli studenti, perché gli studenti, Columbia ha iniziato a sospendere studenti e oggi ha annunciato che se gli studenti non se ne vanno dall'edificio che hanno occupato, rischiano l'espulsione dall'università. Quindi molto pesante, insomma, la reazione. Ecco, sulla collaborazione con le università israeliane, perché allora in Italia alcuni giornali hanno detto ma il pensiero libero, assolutamente le università sono luogo di confronto, eccetera. Altri commentatori, altri giornali hanno mostrato, insomma, che le collaborazioni si traducono molto velocemente in strumenti di oppressione, quindi armi, perché cioè gli studi poi sono molto complicati, però alla fine anche studi, oppure anche gli studi giuridici, no? Leggevo un articolo, dice poi sono stati utilizzati
che sembrano completamente staccati dalla guerra, invece sono stati utilizzati poi in ambito internazionale per difendere comunque l'azione che l'esercito israeliano sta facendo a Gaza. Esatto, sì. Quindi questo è un argomento pesante, insomma, no? Nel chiedere. Certo. E c'è anche un risvolto economico comunque, perché le università, tutte queste belle università che hai elencato, la maggior parte sono università private. La maggior parte sono università private, sì, e questo è uno dei problemi che hanno in questo momento le università, che è tenere buoni le persone che le finanziano, perché ci sono persone che danno moltissimi soldi alle università e questa è una situazione molto delicata, soprattutto perché rispetto a proteste nel passato, per esempio, c'è stata una grossa protesta, per esempio, contro l'apartheid in Sudafrica nel 1985 a Columbia, che però era una questione molto più popolare. Invece, questa volta ci sono, tra l'altro, c'è un problema di divisione generazionale, no? Perché mentre diciamo 10-20 anni fa sarebbe stato impensabile per un ebreo americano di fare critica a Israele, mentre adesso i ragazzi giovani la pensano diversamente, mentre invece le persone che finanziano l'università sono di un'età diversa e per loro Israele è ancora completamente intoccabile. Soprattutto questo è un problema soprattutto alla Columbia, che dato che New York ha una popolazione ebrea, una comunità ebrea molto importante. E quindi bisogna anche stare attenti, perché poi questi finanziatori, se ritirano i loro fondi, questa per le università sarebbe una cosa molto grave. E l'altra cosa che c'è molta pressione istituzionale. Perché c'è stato per esempio un congressional hearing, quindi i rettori di varie università sono stati invitati a testimoniare ancora a dicembre per spiegare cosa stavano facendo per proteggere gli studenti dall'antisemitismo. E questo hearing di dicembre è stato un disastro assoluto. Perché quindi c'erano i rettori di University of Pennsylvania, Harvard e MIT e hanno approcciato questa testimonianza davanti a quello che è il Parlamento americano come una cosa in cui volevano dire il meno possibile. E quindi, per esempio, si sono rifiutati di dire che, credo, la rettrice di UPenn, se non sbaglio, si è rifiutata di dire che chiamare per il genocidio fosse contro il codice di condotta degli studenti. E questo è stato gravissimo. Poi ci sono state 2 dimissioni, dunque Harvard e UPenn si sono dimessi dopo questo, e la rettrice della Columbia quella volta non è andata, ha detto che non poteva perché aveva un altro impegno, però anche lei è stata chiamata al Parlamento, ok. Sì, una mossa molto intelligente, però è stata chiamata anche lei la settimana scorsa per parlare di tutto questo, sì. Quindi, però, insomma, invece fra gli studenti è molto forte la sensibilità per quello che sta succedendo a Gaza, no? Per il genocidio che è in atto a Gaza. Quindi. Sì, ci sono studenti, per esempio in una delle foto che vi ho mandato si può vedere che su una delle tende c'è un cartello con scritto Jewish Voices for Peace, che è questa organizzazione di ebrei contro il genocidio. Sì, e anche contro l'occupazione, un'associazione storica
sono molto bravi e molto coraggiosi perché sono un po' ostracizzati anche in Israele. Va bene. Va bene, E noi tra l'altro l'altra differenza tra Berkeley e Columbia è che il campus della Columbia è a Manhattan, quindi è molto più piccolo. Quindi le tende si vedono subito. Se tu entri da uno dei 2 ingressi principali, subito vedrai questa protesta. Mentre invece a Berkeley sono in una parte, il campus di Berkeley è molto più grande, quindi loro sono in una parte del campus vicino a uno degli ingressi principali, ma ce ne sono moltissimi e moltissime persone, per esempio, possono camminare attraverso il campus senza accorgersi assolutamente di niente. Quindi secondo me anche questo fa una differenza. Ha attenuato un po', però Sì. insomma, però si sta allargando, quindi Vedremo cosa succede. Va bene, noi ti teniamo la nostra ci teniamo a Berkeley ancora un po'. vedetta Va bene. e sei la nostra inviata. Va bene, Alice, grazie mille Grazie a voi. e buona America. Buon Grazie. pomeriggio. Ciao. 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 Chip Bengaland con The Preachers nel Litorale Jazz Festival del 2021, giornata mondiale del jazz. Ma andiamo adesso col nostro ospite, musicista anche lui perché è un pianista, Roberto Bertuzzi. Buonasera Roberto, ciao Roberto. Buonasera Gianluigi, grazie per avermi invitato, buonasera. Bene, Roberto Bertuzzi, pianista, ma però ci parla di un'altra cosa questa sera, sì, della fondazione, di una fondazione. Raccontaci, sì, un attimino. Allora, cambio veste da quella di musicista a quello di presidente della Fondazione Saverio Barbaro, che è una fondazione che è nata dopo praticamente la morte
del maestro Saverio Barbaro, pittore conosciuto veneziano, vincitore di vari premi, dal 49 dal premio Soppelsa alla 25esima Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, e altri premi, insomma, trasferitosi poi in Francia, a Parigi, vincitore di borse di studio, e poi via via una lunga carriera, diciamo così, fatta di grande pittura. E noi apriamo il centenario della nascita quest'anno, del 28 agosto del 1924, con la prima mostra qui a Cavallino Treporti. Sabato prossimo, sabato 4 maggio, alle ore 18, al Centro Culturale Manin di Cassavio. È una mostra, diciamo così, che fa parte dell'itinerario di quest'anno, della serie delle 4 mostre che abbiamo già in programma. Quindi la prima, appunto, 4 maggio, 2 giugno, qui a Cavallino Treporti, poi allo Spazio Micromega a Venezia, in Campo San Maurizio, dal 9 al 25 maggio. Poi abbiamo dal 5 ottobre al 3 novembre in Villa Brandolini, nel comune di Pieve di Soligo, provincia di Treviso, e poi ritorna nella sua prima esposizione alla Bevilacqua alla Masa a Palazzo Tito a Venezia. Quindi praticamente facciamo un piccolo itinerario partendo dalla sua giovinezza qui vissuta a Cavallino Treporti, per concludersi con la sua prima mostra fatta alla Bevilacqua alla Masa. Per quanto concerne appunto la mostra fatta a Cavallino Treporti, è ambientata su quella parte artistica di Saverio Barbaro che riguarda diciamo tutto l'aspetto del Maghreb, del Medio Oriente, del Nord Africa, dove lui a un certo punto della sua vita prende e viaggia in questi mondi medio orientali, in cui lui è talmente affascinato da fare l'ultimo quadro della sua vita nel 2020 proprio da una finestra, una grata di una casba praticamente marocchina, ecco. Quindi avremo dei bellissimi quadri molto ampi, molto grandi, fatti appunto dagli anni 50, dai primi movimenti del Barbaro verso il Medio Oriente, fino agli ultimi giorni praticamente della sua vita. E quindi vedremo muri, porte, archi, finestre, diciamo, dipinti, diciamo, tutti poi dromedari, ecco, veramente un'esplosione di Medio Oriente, quel Medio Oriente che purtroppo lui ha vissuto ancora in una fase di pace, di tranquillità da un certo punto di vista, ecco così, chissà adesso cosa ne penserebbe. Ecco, nella mostra appunto che partirà sabato 4 maggio, la prima mostra di Cavallino, ci sarà anche il primo concerto dei 2 concerti programmati con il comune di Cavallino Treporti, che si svolgerà domenica 5 maggio al Teatro Cormorano alle ore 21, quindi io spero che molti di voi possano, diciamo così, partecipare a questo concerto, che è un concerto pianistico tenuto da una cara amica che è Alessandra Fornasa. Questa pianista appunto veneziana ci farà ascoltare musiche di Ravel, di Mussorgsky e di Chopin. Ecco, quindi un'ora di bella musica, per cui appunto di Mussorgsky suonerà i quadri in un'esposizione, proprio, ecco, quindi questa è una cosa. Poi seguirà un altro concerto che sarà a conclusione il 2 giugno, un duo un po' inconsueto, flauto, traverso e fisarmonica, e da lì
ci sarà tutta un'elaborazione che partirà da Astor Piazzolla ad altri autori. Ecco, quindi un po' originale come Questo come concerto secondo concerto, sì. sempre a Cavallino a Tre Porti o... Sì, sempre a Cavallino Tre Porti, Teatro Cormorano, alle ore 21. Bene, allora la mostra che si inaugura il 4 maggio, ore 18, e il concerto domenica 5. Sì, Tutti esatto. ovviamente ingresso gratuito, È suppongo. ingresso gratuito sia per la mostra che anche per il concerto. Sì, Bene, sì, sì. Vi aspettiamo in allora tanti. Roberto, grazie per questa Grazie a voi. esposizione, quindi venite. A proposito, la mostra rimane aperta fino... Rimane aperta fino al 2 giugno. Ah, ok, perfetto. Ok, si Sì, conclude allora con quell'altro concerto. sì, con aperture tutti giornaliere dalle 16 alle 20, escluso il lunedì. Bene, perfetto. Venite tutti qui a Cavallino Tre Porti a vedere questa mostra di Saverio Barbaro, Finestre sull'Oriente, e poi ai concerti. Grazie Roberto. Grazie a Grazie tutti, mille. grazie a te, Gianluigi. Grazie, buona serata, arrivederci. Adam Paz, Adam Paz. Stan Sargent. Stan Sargent.
Canto d'amore realizzato da David Boato al Litorale Jazz Festival del 2021. Però oggi parliamo di musica lo stesso con Monica Giori. Ciao Monica. Però visto che l'abbiamo anche chiamato, c'è anche David Boato che si è collegato. Ciao David. Allora, con David poi parliamo. Allora, con Monica Giori parliamo del concerto che ci sarà domani, 1° maggio, il concertone del 1° maggio ha fatto a Venezia, no? L'erba matta, concerto per Alberto D'Amico, dalle 17 alle 23. Raccontaci un po', Monica, questo. Aspettate un attimo, avevate il microfono spento, guardate un po'. Quindi adesso ve l'ho riacceso e quindi raccontaci Monica di questa erba matta. Ciao a tutti, allora, di nuovo. Ciao Allora, Stella, ciao Luigi, ciao Monica. Allora, domani è un incontro di parecchi artisti, cantanti, musicisti veneziani che omaggeranno Alberto D'Amico, quindi ognuno a modo suo, alla sua maniera, e questa è la cosa interessante, proporrà alcuni brani del repertorio di Alberto. E alla Giudecca, in Remiera, tempo permettendo, in caso alle 5. In alternativa abbiamo anche un luogo al chiuso comunque, se dovesse quindi piovere. allora si farà sicuramente. Assolutamente si farà, ed è al Cizetta lì, che è il centro civico della Giudecca, un posto molto grande per cui probabilmente ci staremo tutti. Sì, dico, vedo che c'è un nutrito numero di artisti, di musicisti, di scrittori, poeti. Vedo che c'è anche Antonella Barina, c'è Michele Boato. C'è Michele Boato, certo, ci sono. Quindi diciamo che si partirà un po', aprirà la serata, il pomeriggio a Gualtiero Bertelli, che così farà un po' anche la storia, no? La storia del canzoniere, di come è nato il canzoniere, poi così, e poi un po' il percorso musicale di Alberto come cantautore. E dopodiché appunto ci saranno questi interventi di Antonella Barina che legge, ma tutti comunque faremo cose di Alberto, nessuno farà altro, ripeto, ognuno con la propria maniera, e sarà una cosa molto interessante, molto bella. Tra l'altro partita assolutamente in ritardo, dopo ben quasi 4 anni dalla scomparsa di Alberto. Alberto è morto il 19 giugno del 2020 e era già in progetto, il progetto era stato fatto già per l'estate successiva, in realtà tra una cosa e l'altra non è partito, e così ci siamo ritrovati con alcune persone e abbiamo così ripreso in mano la situazione, quindi ci saranno quindi assieme Susi, ex colleghi di Alberto, musicisti qua del Veneziano, questo gruppetto di 3-4 persone, ci siamo dati da fare, così abbiamo contattato i vari artisti e alla fine domani ci sarà il risultato di tutti i mesi di lavoro, tra l'altro. C'è tutto il fiore della musica veneziana, no? La creme della creme. La creme, c'è anche David Boato, visto, no? Che suoni. Con chi suoni, David? Allora, fino adesso, intanto ho fatto il disco con Gualtiero Bertelli, l'ultimo disco, per cui mi ha invitato lui. Scusa, ma sono canzoni nuove di Bertelli? Sì, canzoni nuove di Gualtiero, a parte il fatto che poi ne conosco anche io Gualtiero l'ho conosciuto che avevo tipo 3 anni. Per cui voglio dire, raccontiamo, tua mamma faceva parte del Canzoniere Veneto, il Canzoniere Veneto, esatto. Quindi vedi che tutto Rosanna torna. Rosanna Trollese fa parte del Canzoniere Veneto e registra questo disco che è registrato negli anni 60, che si chiama Addio Venezia Addio,
che racchiude praticamente un concentrato di canzoni raccolte certosinamente in tutta la laguna, di pescatori, di impiraresse, di tutti i personaggi tipici e storici della laguna, e ne fanno un disco che è stupendo, non perché mia madre c'è Gualtiero, ma veramente un disco meraviglioso che, se non avete ancora comprato, comprate il CD, che adesso è stato trasformato in CD da poco. Si chiama Addio Venezia, addio del canzoniere veneto. Certo. Doveva esserci anche Gualtiero e Alberto D'Amico, ma in quella registrazione, non so per quali motivi di varie beghe dell'epoca, Alberto se ne va e lo sostituisce qualcuno, ma poi torna a far parte del canzoniere veneto, solo che per la registrazione non c'è lui, ma c'è in realtà, perché tutto il lavoro di raccolta del materiale l'hanno fatto insieme. Certo. Che è il materiale che hanno raccolto quella volta lì è depositato al, come si chiama quell'istituto lì? Ernesto De Martino. Esatto. Ernesto De Martino, certo. Esatto. Sì. E insomma c'è un sacco di roba che tra l'altro andrebbe ascoltata, perché non hanno messo tutto nel CD, anzi nell'LP di quell'epoca lì. Ed è veramente un materiale stupendo, perché racchiude tanto delle radici nostre, no? Di tutto quello che poi è avvenuto successivamente, ma anche della storia di Alberto D'Amico, come quella di Gualtiero, come quella di mia madre Rosanna Trolese, la Luisa Ronchini. Certo, ma in effetti ne parlavo anche tempo fa, insomma si parlava che la canzone veneziana non è che sia molto portata, insomma, in primo piano a livello nazionale, no? Cioè manca questa realtà della musica veneziana. Anche perché quella che va fuori, la musica veneziana che esce, è quella dei gondolieri, no? Esatto. Totalmente d'accordo. Il canto popolare purtroppo è un po' lasciato, ed è un peccato, perché no, vabbè, si pensa forse che la canzone popolare veneziana sia tediosa, noiosa. In realtà non è così, perché abbiamo un sacco di esempi, abbiamo un sacco di canti che sono allegri, che sono ritmati, tutte le villotte, le putte, per dare Sì, ma anche le canzoni da Batteo, no? Che ce ne sono tantissime. Esatto. Si conosce molto poco. Non esce dai confini, purtroppo. Allora, varie persone hanno rimesso in gioco un po' di cose, tra cui Monica Gioli. Devo spezzare una lancia a suo favore, che ha rimesso in gioco un po' di materiale che andava un po' nell'oblio. Certo. Ecco, brava. Grazie. Devo dire che io ho fatto un disco un po' di anni fa e non è mai uscito, perché sono abbastanza impedito e non avevo trovato la persona giusta per farlo uscire, ma adesso, grazie a Gualtiero, tra l'altro, sembrerebbe che finalmente esca il mio disco sulle canzoni veneziane, che è completamente diverso dalle ultime uscite che ho sentito, un po' anche quelle di Angela Milanese, che tra l'altro farà parte della cosa del concerto di domani. Angela Milanese ha fatto anche lei un disco sulle canzoni venete, riarrangiate, rimesse. Io invece le ho fatte in chiave abbastanza estrema. Beh, allora insomma, stiamo qui già stasera 2 dei 3 che stanno cercando di mantenere viva la cosa sono a questa trasmissione. Ecco. Almeno io. Allora avete già il media partner, va bene. Ecco.
Ma secondo me, vedi, l'importante, ognuno alla sua maniera, però credo che sia quello di non portare altrove le canzoni veneziane. Esempio, la canzone, di mantenere un po' l'origine, no? Io penso che certe operazioni tipo Battisto Coco, così bravissimi, però far diventare e anche Alberto ha fatto questo errore, adesso parliamo, lui ha fatto un disco a Cuba, è diventato un disco, non so se l'avete mai sentito, è un disco di musica cubana, non c'entra nulla, però è andato là e purtroppo perché li ha trovato questi musicisti che l'hanno portato assolutamente verso questi ritmi. È bello, ma secondo me sarebbe bello mantenere anche le nostre origini, piuttosto che far diventare tutto o la samba o il reggae o oppure cose. Sono totalmente d'accordo. Devo dire ritmi che non sono nostri. Piuttosto va bene le cose strane, ma devono partire dalla nostra cultura, però secondo me le nostre radici sono importanti, no? Mi dispiace che non posso farvi sentire qualcosa da di qua perché sarebbe troppo complicato, ma devo dire che il disco che ho fatto io è all'estremo opposto di quello che hanno fatto Alberto De Amico o anche l'Angela Milanese. Ma è interessante. E allora, visto che il disco uscire assolutamente. Allora ti prenotiamo già, Vediamo. David Boato, per il prossimo anno per il Festival della Canzone Veneziana. Esatto. Che facciamo con il mio gruppo facciamo a Tre Porti, quindi ci presenterai il disco, visto che quello di Angela Milanese l'abbiamo presentata lo scorso anno. Ecco. E Il mio sarà quest'anno completamente presenteremo diverso. anche con Monica appunto un concerto di Alberto D'Amico. Sì, perché in realtà io l'ho fatto già l'anno scorso, ho presentato alla Giudecca uno spettacolo con tutte le canzoni di Alberto, però in realtà abbiamo anche raccontato un po' di storie, no? Alberto ha fatto un libro, ha scritto parecchie cose, quindi noi abbiamo percorso un po' la sua storia attraverso delle letture e attraverso le canzoni, tirando fuori anche quelle vecchie che poi nessuno canta più, che non si ascoltano più, no? Infatti domani mi auguro che ci siano, che qualcuno abbia tirato fuori canzoni anche perché diciamo sono quelle conosciute, Giudecca, Barbara, Tisamiga, ma poi in realtà Alberto ha scritto tantissime cose che poi tra l'altro non sono state neanche pubblicate, quindi infatti domani qualcuna di queste ci sarà, tipo un paio ne canto io, che non ha fatto, c'è qualche video su YouTube, però in realtà non sono mai state registrate. Questo è assolutamente interessante. Certo. Prendo al volo questa cosa che hai detto perché pardon, gioco la bronchite. L'altro giorno mi ha mandato Bibi Bozzato, mi ha mandato una cosa che ha registrato a casa sua con Alberto. Ecco. Devo farvela sentire perché è strepitosa e sono canzoni veneziane ma completamente, ma tu Monica le conoscerai già le sue versioni. Sì, no, probabilmente sia che Alberto peregrinazioni ma fatte strane con giri armonici strani e poi Alberto molto interessanti. Capacità, in realtà le sue canzoni nascono, hanno avuto continue mutazioni, no? Nel senso che poi lui non era mai, in realtà non era mai soddisfatto, non era mai contento di quello che faceva, alla fine c'era sempre una continua ricerca nella parola giusta, nella rima giusta, per cui alla fine le sue canzoni, infatti bisognava fissare l'attimo perché di certe canzoni che ci sono magari 4-5 versioni addirittura, nel senso sia di testo che di melodie, perché lui ha sempre tentato di cercare la perfezione e infatti lui prima di tornare l'ultimo anno che è rimasto qui aveva sempre in mente, aveva sempre una canzone che si chiama L'Uomo Nero, che ha registrato tantissimi anni fa in quel disco Anime, che però poi ha continuato a subire variazioni e ancora secondo me lui nel momento è morto con questa cosa incompiuta. Infatti sarebbe bello che qualcuno prendesse in mano questa canzone finalmente e la finisse proprio in onore suo, no? Perché lui non è mai riuscito a finirla e probabilmente sarà ancora lì da qualche parte a cercare le parole giuste per concludere questa canzone. Me la farai sentire. Allora, l'appuntamento è per domani dalle 17 alle 23 per questo concerto del 1° maggio per Alberto D'Amico alla Remiera Giudecca, che ovviamente si trova alla Giudecca Fermata. Oddio, fermata. Li ho preso in castagna. È giusto in mezzo. Fermata credo Zitelle. che sia tra una
tra una fermata e l'altra. Tra una fermata e l'altra, allora, eccola qua. Sì, la fermata, il binario 7,5, sai, quello tipo... Esatto. Sicuramente Sfoca in Laguna, perché dall'altra parte. Va bene. E adesso cambiamo un attimino il genere, perché oggi giornata mondiale della musica jazz. Chi potevamo chiamare se no David a parlarci? Io ti saluto. Ho finito. Se vuoi restare, no, sì, hai finito, ma puoi restare anche tu. No, però magari mi ascolto, ma sei coinvolta nel discorso che segue. Ma non capisco niente del jazz. È bellissimo. È quello il bello, no? Quando non si capisce nulla, che cos'è, allora è jazz! Esatto, no? Raccontaci un po' questo jazz, David, e come diceva Louis Armstrong, se devi chiederlo allora non lo saprai mai. No, scherzo. Jazz ormai ha assunto una forma abbastanza vasta cioè ha tante forme il jazz, diciamo che ormai, diciamo, in generale la musica è contaminata l'una dall'altra, per cui il jazz ha tante sfumature diverse. Come la vedi? Ascolta, bisogna dire che anno dopo anno, insomma, questo genere di musica sta prendendo un pochino più piede che non negli anni passati, no? Direi è un'impressione sì. mia oppure è così? No, è vero, anzi spero che sia vero. Poi insomma, a chi piace, a chi no. Ancora, a parte che è difficile che adesso non piaccia almeno in una delle sue forme, no? Perché il jazz ha contaminato la musica etnica, come la musica folk, come la musica pop, la musica rock, per cui insomma le cose più commerciali hanno il jazz. Tanti musicisti di jazz ormai, anche in Italia, che ne so, nominiamone un paio. Fabrizio Bosso ha lavorato con un sacco di musicisti che fanno pop, anzi lui stesso porta in giro un progetto in duo sulla musica di Pino Daniele, per cui insomma il jazz ormai ha confini, è liquido, è un po' ovunque, anche perché cioè, che ne so, Hurricane ha fatto una versione di Mahler della seconda sinfonia, se non erro, adesso non mi ricordo quale, però Hurricane ha fatto un lavoro fantastico su Mahler. Spezzo una lancia tra i nostri a favore di Marcello Tonolo, che ha fatto un lavoro sulla musica di Scriabin, il compositore russo, che adesso va poco di moda usare riferimenti russi, però la musica va oltre i confini certo. Ecco, e alla quale ho partecipato questo lavoro qua su Scriabin, che è un bel lavoro che, nonostante si sia contaminato con il jazz, ha una sua identità, ecco, ha un suo spessore, e tutti questi che ho nominato, ma anche tanti altri, ormai insomma i confini sono e devo liquidi, dire che anche le porte dei conservatori adesso si sono aperte al jazz. Vabbè, assolutamente, si sono aperte anche a me. Pensa un po'. No, ti dico, a 40 anni ormai fa, insomma, 40 anni. Anni fa il jazz nei conservatori non si poteva neanche era impensabile, era impensabile, no? Esatto. Pensa a te. E adesso invece il jazz non solo è parte dei conservatori, ma anche una grossa parte. Forse la parte più trainante dei conservatori, no? Direi proprio di sì. E devo dire che ultimamente anche molti conservatori hanno aperto al pop, per cui stiamo praticamente diventando
un po' le scuole di musica modello americano, perché Berklee College of Music, che prima parlavi di Berkeley, ma in realtà ti riferivi a Berkeley, Sì. California, mentre io Berklee College of Music l'ho frequentato, ma è a Boston. Sì, io me ne intendo ecco, poco di America. Fai anche abbastanza bene, ma in questo sorvoliamo. Ecco, diciamo che Berklee College of Music, oltre che una scuola che è diventata famosa per il jazz, è anche una scuola che ha aperto al rock, al pop, al funk, cioè e tra l'altro è una scuola da cui sono nati un sacco di gruppi moderni, tra cui questi nuovi generi che si chiamano New Soul o vari, e precedentemente hip hop e svariate altre cose che nascono praticamente da scuole tipo appunto il Berklee College of Music e che hanno ormai aperto in tutte le direzioni, anche la musica classica tra l'altro, perché c'è stata una rivalutazione anche della musica classica all'interno del Berklee College of Music. Mentre per quanto riguarda in Italia, insomma, sto pensando alla TV di Stato, no? Alla televisione, si vede poco jazz, forse se ne vedeva di più negli anni 60. Questo è vero, anche se qualche cosa si vede, però è un po' stereotipato e anche, allora, con tutto che ne so, quella trasmissione di Stefano Bollani, che è un musicista favoloso, però anche lui un po' che fa l'occhiolino, diciamo, a un'idea del jazz meno genuina, diciamo, non genuina nel senso del purismo, sto parlando di una cosa un po' contaminata con una cosa più semplice per l'ascolto del grosso pubblico, ecco. Tanti insomma si sono un po' portati verso la direzione di un jazz più fruibile, diciamo, ecco. Però più facile, in realtà diciamo, no? Più facile all'ascolto, più facile, più semplice, no? Diciamo. Sì, in realtà anche noi del Litorale Jazz Festival strizziamo l'occhio a cose un po' più ascoltabili. Ogni tanto ci mettiamo dentro anche la cosa un po' più ricercata, ma anche perché penso bisogna un po' abituare, no, il pubblico, non puoi dargli subito una cosa, deve un po'... Sono d'accordo, ma in parte, però se noi che per esempio per radio ascoltassimo anche delle cose un po' più, che non so come definirle, avanguardistiche, ecco. Meno, sì. Ecco, secondo me radio, televisione, soprattutto televisione, perché ormai radio ascoltano in pochi, ma secondo me come? Non hai visto i nostri ascolti? La trasmissione radio, aiuto! Non ho detto no! Cancella! No, a parte gli scherzi, ma voglio dire che tanto del jazz avanguardistico sarebbe sdoganato, secondo il mio parere, chiaramente, se avesse più spazio nel mondo della TV, nel mondo dei media, diciamo. Ecco. No, sicuramente sì. Ma anche la discografia, visto che è così difficile vendere dischi adesso, i discografici che vendono, che danno supporto a cose più di avanguardia, sono veramente pochi. Ed è sempre più difficile, anche perché già è difficile vendere i dischi. Diciamo, è difficilissimo, direi. No? È difficilissimo perché ormai con l'avvento di Spotify, di tutte queste cose qui, di queste piattaforme, ormai nessuno più, ormai se vedi anche le automobili non hanno più lo spazio per il disco. Esatto. Quindi
No. Un mio grande rammarico, perché dove li metto tutti questi CD? Vabbè, però a parte gli scherzi, devo dire che un pochettino c'è stato questo Gaio Rojo, il Danilo Gallo e la sua combricola di matti, che ha cercato qualche anno fa di portare avanti un discorso più di avanguardia discografico. Chiaramente anche quello ha avuto un grande ridimensionamento negli ultimi anni, però ci hanno provato e qualcosa sono riusciti ad ottenere. Sarebbe tanto bello che la gente provasse ad ascoltare liberando la mente, sai, certo. Semplicemente ascoltando, perché c'è di tutto ed è bello tutto. Io ascolto la musica classica indiana, al jazz più avanguardistico, alle cose più commerciali, e riesco a trovare piaceri diversi, ma piaceri, diciamo, riuscendo a liberare la mente e il cuore. E invece tanta gente ormai, grazie a Silvio Berlusconi e alla TV privata, ormai è completamente e a come si chiamava quella trasmissione, vabbè, lasciamo perdere. Comunque tutta una serie di trasmissioni che in realtà hanno rimpicciolito il mondo della musica e anche la visione delle persone, perché ha rimpicciolito proprio le menti, David, non solo ma il mondo sì, della ma musica. anche la visione della musica e dell'arte in generale. Ormai si deve vendere una cosa che è facile da vendere dal punto di vista visivo, soprattutto, no? Cioè anche gli artisti, non gli importa che musica fanno ai produttori, producono quelli che hanno il guizzo, questo sapore e anche dal punto di vista visivo riescono a venderlo, l'immagine, ecco, di un artista più che l'artista e la sua arte. Non so se riesco a spiegarmi. Riesco? Punto di domanda. Ecco, bene. Comunque noi cerchiamo di dare un colpo al cerchio e un colpo al cerchio, uno alla botte, con il nostro festival di Cavallino Treporti. Certo, che ormai... di quello dovremo parlare bene, perché è un evento, ragazzi, di peso. Di quello ne parleremo prossimamente, no? E quest'estate ci sarà anche il famoso film esatto, sul jazz a Mestre degli anni 70-80, dove partecipo anch'io, e quindi venite a tutti a vederlo. Ma stai già scoprendo le carte. Bibi Bozzato e Giorgio, aspetta, David. Il cognome. Va bene, ma di questo ne parleremo un po' più avanti. Ok, allora così mi preparo meglio, perché Bibi lo conosco bene, Giorgio lo conosco meno e faccio le mie gaffe. Esatto, giornate internazionali del jazz. Io stavo guardando un po' gli appuntamenti. Qua nel Veneto c'è poco o niente per la giornata internazionale del jazz. Dovremmo creare qualcosa. Allora il prossimo anno facciamo anche noi. Pericoloso. Prossimo anno faremo qualcosa. Ho guardato tutto l'elenco, che è facciamo uno non stop. Esatto, è tutto gran parte nel sud Italia, e Ferrara, Bologna e poche cose qua. E anche a Liegi abbiamo il festival del jazz. Dov'è Adesio? Liegi. Ah, Liegi. E quando c'è? In che periodo viene fatto? In questi giorni. No. Giorni. Sì. Pronto? Sì, ti si sente bassino. Niente, c'è in questi giorni. Ah, in questi giorni. Ok. Ma tra l'altro qualcuno mi parlava di questo festival da poco. Adesso comunque comincio a invecchiare e mi dimentico. Però è molto considerato nell'ambiente. Sì.
Omar, tra l'altro ti ho sentito poco tutta la sera, dimmi qualcosa. No, perché anche sono entrato tardi, magari avevi già parlato. Tranquillo. Vai, finisci l'argomento. No, ma io sono contento anche così. Poi volevo solo dire che a Liegi c'è il Festival del Jazz in questi giorni, come di solito, e non è molti anni, anche noi stiamo facendo questa manifestazione. Ottimo. E vi fate anche la giornata del jazz? Certo, in occasione della giornata del jazz fanno proprio tutto il periodo, non la faccio io abito solo a Liegi. Okay. Tu dai un contributo morale. Esatto. Beh, è anche divulgativo visto che ne stai parlando. Sì, è da giovedì 2 maggio al 5 maggio a Liegi, 3 giorni di festival. Sono andato un attimo adesso sul sito e quindi parte fra 2 giorni l'appuntamento a Liegi. Ho una collega che ci lavora dentro come volontaria, gli ho chiesto i biglietti ma mi ha guardato male, tipo italiano. Perché avrà pensato, cavoli, abbiamo già problemi di soldi, dai, pagano. Noi per fortuna abbiamo Gianluigi Bergamo che riesce miracolosamente a supplire a trovare qualcosa. Fa le magie. Esatto. Il nostro eroe. Vabbè, insomma. Bene, io direi... Rapinando banche. Certo, andando a chiese. Va bene, io direi che ormai la puntata sta finendo, siamo andati oltre le 2 ore. Adesso abbiamo però ancora il nostro messaggio. Esatto, che abbiamo il collegamento da Gaza, abbiamo il nostro amico Sami Abu Omar da Gaza che ogni mercoledì ci manda le sue considerazioni, la sua cronaca di quello che sta succedendo là. La sua cronaca, sì. Allora, è arrivato oggi pomeriggio il messaggio. Esatto, allora io direi già di mandarlo. Mandiamolo, sì. Situazione molto gravissima, soprattutto grazie a voi soprattutto sul livello sanitario, un abbraccio a tutti perché gli ascoltatori. ci sono praticamente... Ciao. Grazie. Ciao David, allora ripartiamo con il messaggio un attimino, eccolo qua. Allora ripartiamo da situazione molto gravissima in cui soprattutto sul livello sanitario, perché ci sono praticamente numerose di malattie praticamente diffuse tra la gente, ci sono delle epidemie per la mancanza di servizi sanitari, perché Israele finora praticamente ci ha fatto la guerra contro l'ospedale dove ha bombardato, praticamente ha distrutto 25 ospedali, in funzione rimaste soltanto 4 ospedali statali, l'altro ci sono questi ospedali di campo che si è fatto praticamente da organizzazioni internazionali tipo praticamente Medici International Relief, ci sono anche altre situazioni tipo la Mezzaluna Rossa e la Croce Rossa, ci sono punti di ricovero, praticamente però sono cliniche a meno servizi, praticamente che tipo quello che li fa Medici Senza Frontiere, ci sono altri medici del mondo, ma sono queste praticamente soltanto per darsi poco aiuto per ospedali grandi, un servizio per fare operazioni, fare ecologia, praticamente molto difficile soprattutto, e ci sono tanti feriti, praticamente non trovano servizio sanitario, ce li mandano a casa dopo di un primo intervento perché non ci sono posti agli ospedali. Un'altra cosa praticamente anche dall'accumulo delle cadaveri che ha cominciato a causare delle diffusioni delle malattie, epidemie, soprattutto con l'inizio della stagione estiva. Poi ci sono tanti casi di praticamente epatiti D, dove sono praticamente soltanto un mese
sono registrati 4.000 casi a un centro soltanto, ci sono altri che non sono andati a curarsi, non sono stati registrati, soprattutto tra i bambini. La gente sta aspettando il peggio perché stanno praticamente minacciando che vogliono entrare a Rafah e la gente ha tanto paura perché a Rafah, come sapete, ci sono altissime concentrazioni di popolazione, ci sono 1,5 milioni, che questa gente non sanno dove andarsi perché non ci sono più posti sicuri in tutta la striscia di Gaza. E la situazione è ancora gravissima, ci bombardano continuamente. Ieri ci hanno fatto praticamente un bombardamento dentro un quartiere che sono stati distrutti, tanti casi, sono uccisi praticamente più di 20 persone, situazione sempre più grave. E sul livello della tregua la gente aspetta con tanta ansia perché dicono aspetta da un momento all'altro che Hamas dà il suo accordo, che pure ci sono queste Israele danno un accordo perché non si sa più praticamente come andranno questa situazione e questa tregua non si vede più. Dopo 7 mesi la gente non ce la fa più. Sul livello nutrizione manca tutto, ci sono malnutrizioni soprattutto tra i bambini, tra i vecchi perché non ci sono più roba fresca, tutta la roba che si trova sono in scatola, la situazione è sempre peggiore. Bene, si è interrotto con il discorso della roba fresca, che c'è il problema di recuperare appunto cibo e niente, l'unica, diciamo, soddisfazione, l'unica cosa positiva è che riusciamo a sentire Sami ogni settimana e quindi no, Sì, un po' di sicurezza, un po' e anche una comunicazione diretta, insomma, non filtrata dai media che, specialmente quelli italiani, non si stanno tanto distinguendo, insomma, nella maggioranza dei casi, con qualche eccezione, per obiettività e anche perché comunque adesso con tutta la più buona volontà i giornalisti non sono ammessi. Quindi dall'inizio della guerra, dell'assalto, di quello che volete chiamare, dell'invasione, di come la vogliamo chiamare, non ci sono giornalisti stranieri e i giornalisti palestinesi o quelli arabi di Al Jazeera che erano in zona, ne sono stati uccisi più di 100 fra fotografi e giornalisti, quindi, e alcuni proprio deliberatamente, compresa una giornalista, proprio mi ricordo nei primissimi giorni. Guarda, mi ricordo anch'io, scusami se mi permetto di permettiti, sì. Ma veramente è incredibile quanti ne hanno fatti fuori, dai, ma come si fa? Cioè... Si spara e siccome comunque poi qualcuno si offende quando si parla di doppio standard, no? Ma se non è doppio standard questo, cioè io vorrei vedere qualunque altro paese nel mondo intero che si permette di fare le cose che stanno facendo a Gaza da ormai 6 mesi. Non esiste, nessuno ha osato usare la parola sanzioni, che secondo me servono anche a poco, perché la Russia sta trafficando petrolio e tutto sotto il naso di tutti e lo fa, vabbè. Quindi le sanzioni sono sempre state una cosa, però la Russia quante sanzioni ha avuto? 200, 300, non mi ricordo, un numero esorbitante. Dal sequestro degli yacht dei miliardari russi, alla sospensione dei seminari su Dostoevsky, vabbè, qui siamo stati proprio alla follia perché sì, vabbè, per Israele non si è parlato e soprattutto continuano a mandare armi. L'altro giorno ho letto un articolo molto divertente sul New York Times, ci tengo sempre a dirlo perché magari uno diceva, vabbè, chissà che giornale leggi, e diceva, il titolo era: come mai quando gli Stati Uniti mandano armi all'Ucraina suonano la fanfara e quello che mandano a Israele lo fanno sotto traccia? E poi c'erano un sacco di tabelle tipo carri armati, allora all'Ucraina questo, a Israele non si sa,
proiettili all'Ucraina, questo, a Israele non si sa, cioè è tutto nascosto, eppure li stanno inondando di armi, Non è che, voglio dire, tutte quelle che, tutto quello che hanno sparato su Gaza gli arriva, insomma. No, la cosa tremenda è che dietro c'è un grosso interesse sia da parte degli Stati Uniti, ai vertici degli Stati Uniti, sia ai vertici della Russia, perché stanno vendendo armi e questi qua si stanno arricchendo. Si stanno arricchendo. Grazie alle guerre. E sulla anche pelle della gente. Non so a Israele, ma immagino di sì che i vertici si stiano arricchendo anche loro. Beh, quantomeno stanno evitando di andare in galera, perché il signor Netanyahu, appena finisce tutto sto casino, dovrà affrontare un certo numero di processi per corruzione, eccetera. Però per il momento ovviamente hanno altro a cui pensare, per cui è così, insomma, sì, è una situazione molto drammatica. Comunque adesso uno potrebbe anche fare dei ragionamenti politici, però prima vengono veramente, viene il pensiero a tutti i morti, i feriti. Dicevano che normalmente il 10% delle bombe non esplode, cioè è la norma, non è che siano difettate. Quel 10% di bombe sono sepolte nelle macerie di quella striscetta, perché la chiamiamo striscia, ma è effettivamente un posto piccolissimo, e quando cominceranno a togliere tutte quelle tonnellate di macerie, che avete visto che l'ONU ha stimato che ci vorranno 14 anni. Schiopperà tutto. Sarà pericoloso, sarà un lavoro pericoloso. Adesso stanno togliendo ordini della seconda guerra mondiale qua. Esatto. Figurati cosa succederà adesso. Esatto. O dopo il conflitto, sperando che finiscano. Prima o poi deve finire, basta che non finisca con l'ultimo palestinese, perché qua avanti di sto passo, non so. Sì. Per cui è abbastanza, sì, hanno distrutto più del 60% delle strutture, quindi abitazioni, ospedali appunto, scuole, così. E ogni tanto salta fuori sul web qualche foto della Gaza degli anni 30 e ti viene veramente uno stringimento di cuore, nel senso che era bella, con questi edifici un po' liberty, così. E insomma, chissà se prima o poi qualcuno verrà chiamato a pagare, no, per questi crimini. Speriamo. Speriamo che non sarà difficile, ma... Sì, ma questi qua vivranno bene, perché il karma non esiste purtroppo. Scusate. Devo stare zitto, ormai sono troppo stanco. Va bene, dai, abbiamo messo un po'... Grazie Davide, ma mi grazie conduttore ogni tanto. Per essere rimasto sul nostro cestello. Grazie anche a Monica, perché la vedo anche lei nel nostro cestello. Grazie a Omar per stare nel nostro cestello collegato da Liegi. Grazie a Rossella per essere qui con noi. E grazie al nostro regista, senza il quale tutto questo non ci sarebbe. avrebbe. E adesso vi do anche una brutta notizia: siete stati un po' in onda in video. I nostri ascoltatori hanno potuto vedere il cestello come è formato. Oh, dai, le facce. Ma quando? Ma dovevi dirmelo che andavo dalla parrucchiera. Esatto, dovevo almeno farmi la testa. Qualche boccolo. Va bene, allora ci sentiamo mercoledì prossimo. Buon martedì prossimo, scusate. Buon primo maggio a tutti. Prossimo martedì, buon primo maggio a tutti e andiamo con la sigla finale. Eccola qua. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 Ciao. giorni, a cura di Radio Nostra, in studio e Remo Omar, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.